Nei contenuti che cosa non vi convince di questa legge? Non convince l'abbandono dell'accoglienza diffusa, che è stata la modalità attraverso la quale si sono realizzate le esperienze positive di integrazione come quelle sul nostro territorio, che hanno portato l'Italia ad essere considerata in Europa come un benchmark, un punto di riferimento per la qualità dell'accoglienza. Non convince la scadenza dei tempi, non convince che non si siano potenziate le commissioni, quindi si mettano fuori delle persone senza avere in realtà la garanzia che entro 90 giorni le commissioni si pronuncino sul loro status. Non convince il fatto che si producono con questo decreto delle persone regolari, perché se chi ha la domanda di protezione comunque è legittimamente soggiornante sul territorio nazionale, non ce lo dobbiamo dimenticare, che non hanno diritto ad alcuna forma di accoglienza e quindi che sono delle persone senza dimora a tutti gli effetti, che andranno a bussare alle mense, ai dormitori delle strutture caritative che già sono oberate. L'Istat ci dice che ci sono in questo momento, prima del decreto, il 50% dei posti disponibili rispetto alle persone che vivono per strada in Italia. Non convincono tutte queste misure che, oltre a violare probabilmente dei diritti, ma su questo lasciamo alla Corte Costituzionale il grosso lavoro che avrà da fare su questo testo, si crea proprio disordine, si crea per decreto e non è una cosa che fa bene a nessuno. Molti si sono impegnati a fare vera integrazione. Forse l'aspetto positivo della legge è che va a colpire chi invece ne ha fatto un business? Io denuncio le attività criminali svolte da alcuni soggetti che hanno gestito attività in questo ambito da anni. Sono stato tra i primi e mi sono battuto in prima persona in questo senso, ottenendo anche alcuni risultati. Sono da sempre convinto che fare di tutta l'erba un fascio non sia la soluzione migliore per colpire chi delinque in alcuni casi o comunque chi ha casi di mala gestione. Credo che bisogna intervenire puntualmente e severamente. Non mi pare che il decreto vada in questa direzione.